Fortino, e questo è il nome di un'operazione effettuata dai carabinieri antidroga di Agrigento e di Favara, smantellando una banda dello spaccio, mettendo in manette 6 pusher che avevano riversato eroina e hashish nel centro storico di Favara. Per mesi i componenti della banda, tra i vicoli del centro storico di Favara, riversavano eroina ed hashish, tossicodipendenti, ma anche giovani e giovanissimi clienti prediletti dagli spacciatori, che si erano quasi impossessati di alcuni vicoli del centro storico e del dedalo di vie e viuzze della movida favarese. Uno spaccio a cielo aperto, di giorno, di notte, nei confronti di ragazzi, frequentatori di pub e di happy hour o studenti all'uscita della scuola. Gli arrestati sono Abbas Bucari, Massimo Crapa, Rosario Crapa, Emanuele Di Dio, Alessandro Falsone, Salvatore Stagno. È stato arrestato anche un cittadino ghanese ritenuto appartenente all'organizzazione e registrato un allarmante ritorno in voga dell'eroina. Il blitz è scattato questa notte. Un elicottero del 12° e il nucleo carabinieri di Catania ha sorvolato dall'Alto Favara, puntando il suo faro sui tetti delle palazzine fatiscenti del centro cittadino, contestualmente alle irruzioni e perquisizioni a tappeto svolte da una cinquantina di carabinieri del comando provinciale. Le operazioni di bonifica sono continuate per tutta la mattinata. A terra sono entrate anche in azione le unità cinofile del nucleo di Palermo, fatte arrivare appositamente già dalla prima serata di ieri. Perquisiti anche numerosi edifici diroccati e abbandonati presenti nel centro storico, venivano utilizzati dai pusher per nascondere le dosi di droga. Il provvedimento di fermo di indiziato di delitto è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento, a firma della dottoressa Paola Vetro, che ha illustrato stamani nel corso di una conferenza stampa insieme al comandante della compagnia Pellegrino e di quello di Favara Casamassima i dettagli dell'operazione. Stamattina alle prime luci dell'alba i carabinieri della Tenenza di Favara, in collaborazione con il comando provinciale di Agrigento, ha eseguito dei fermi di indiziato di delitto nei confronti di 5 cittadini italiani e di uno cittadino straniero, tutti quanti, sottoposti all'attenzione dell'attività investigativa di Favara a seguito di alcune segnalazioni ricevute da parte dei cittadini. Questa banda di spacciatori aveva diviso le vie del centro storico in zone di influenza, dove avevano creato una fitta rete di controllo del territorio con delle vedette e dei sistemi di controllo degli accessi a questa zona, in maniera tale da eludere i nostri controlli sulla zona. Grazie anche alla sinergia che c'è stata con la Procura di Agrigento e quindi con la dottoressa Vetro, che si è occupata del caso nella fattispecie, siamo riusciti a intrufolarci all'interno di questa organizzazione, di questa banda, più che un'organizzazione, perché ognuno agiva per conto proprio, ma sapeva dell'esistenza degli altri componenti di questa attività, e siamo riusciti ad accertare questo tipo di scambi. I clienti che si avvicinavano a questa zona di spaccio erano sia tossicodipendenti che giovanissimi cittadini italiani. I tossicodipendenti utilizzavano, per lo più si avvicinavano per l'acquisto di sostanza del tipo eroina, che consumavano quasi sul posto, quindi utilizzando tutte quelle case abbandonate che sono presenti nel centro storico, nel vecchio centro storico di Favara. Invece l'attrattiva per quanto riguarda i giovani del posto era l'hashish, che consentiva a questi soggetti di fare numerosi scambi, e nel totale abbiamo calcolato, per quanto riguarda il periodo di attività di indagine, un totale più o meno di 35.000 euro di lucro, su questo tipo di attività.